Buongiorno, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Sono fra Cormons e Pradis, alle mie spalle, zona Collio Goriziano, in bici da strada, con Claudio e Sergio. Andiamo sul monte Korada, subito oltre il confine con la Slovenia. Monte Korada, salita inedita per me, ma anche per Claudio, nonostante sia una delle salite locali con più dislivello, dovrebbe avere circa 800 metri, non ci sono mai stato. Attaccheremo la salita al Monte Korada da Neblo, se non sbaglio. Comunque, come in tutti gli altri giri, in tutti gli altri video, la traccia Strava è in descrizione, quindi potete andare qua sotto, cliccare sul mio Strava e guardarvi o recuperarvi la traccia. Passiamo per Cormons, visto altre 1000 volte qui sul canale, e andiamo verso il Korada. Ciao! Dolegna del Collio, direzione nord. Avenco a destra e strappetto. Questa l'ho fatta sicuramente in discesa con Vania. Allora, siamo saliti da prima di Vencò, adesso passiamo qua in mezzo alla vallata e poi da lì dietro più o meno saliamo e arriviamo lassù, Korada. Che giornata spettacolare, bellissimo. Mangio un panino. Stiamo con la suola di carbonio lì. No, il prossimo mese con le scarpe invernali, perciò. Ok, adesso qua siamo sconfinati in Slovenia e puntiamo a sinistra direzione Neblo. Noi appunto faremo la salita al Korada da Neblo. Noi qua andiamo a destra. Da qui si comincia a salire, noi andiamo là, quel puntino in mezzo allo scollino del monte. Tutta a destra. Ah, ok. Non puoi sbagliare adesso, mi sono convinto. Bello. Adesso da qua fin su. Mi dicono dalla regia che inizia la salita, quindi io metto schermata col profilo altimetrico, bella zoomatina e via. Rapportino Way of Life. Bellissimo. Il primo pezzo è tutto vallonato
al 5-6%. Sarà un chilometrino? Poi da qua iniziano i problemi. Effettivamente oggi sto provando un grossissimo upgrade sulla Ethos. I più attenti se ne saranno già accorti delle prime clip, poi magari ve la mostro meglio e vi dico qualcosa in più. Sono d'accordo, questa salita va in un posto bello. Sto già iniziando a vaneggiare. Ci siamo raggruppati con Claudio e Sergio perché qua inizia il pezzo duro. Oh, ok. Bellissima finestra. Bella, bella. Bella anche volendo spingere qua se poteva. Sì. Noi andiamo lassù. Quella è la direzione che vedi sulla mappa. Ok. La sua colpa qua. Sì, sì, lo vedo. Ce l'ho qua. La vedo. La vedo, la vedo. La vedo e la sento. Che lunghezza qua. Strappi al 10% abbondante. Poi scollina, falso piano e altro strappo. Questo è il leitmotiv della salita. Sinistra? Con questo strappetto qua. Vai. E ci fermiamo là sopra. Faccio lo sforzo. Ci fermiamo dove quella casetta lì. Yes! E adesso si guarda giù, vedi il zonzo. No, veramente? Guarda, Ah, guarda sopra. ho capito, ma quindi noi guardiamo già? Lì sotto la ciclabile che va a Sì, Plave. sì. Cosa Non avevo, di Plave, no? non avevo capito guardando la mappa che capito. si vedeva questo versante qua. Sotto, di sotto, guarda. Che bello. Infatti fa una S come serve, no? Che modestia. Plave. Quello lì? Sì. Plave. E dopo tu prosegui verso sinistra e verso Canale, no? Sì, ho presente. L'ho fatta quando ho fatto la ciclabile che sono andato su dopo verso Ceppovan. Sì, lo so, Ho fatto quel pezzo lì. Bellissimo. Nel canale. Sì, esatto. Però un attimo prima di Plave, Sì. vai su anche a Canaschivo. Per di là. No, sempre per andando a Plave. Sempre passando oltre questa collina qua. Sempre arrivando a Canale. Ok. Prima di Canale, Ok. passi quella specie di fabbrica lì, no? Sì, là sotto. Sì. C'è una strada che sale su, praticamente ti porta di nuovo verso Ceppovan. Ah, ok. Ti riporta Che su. Ceppovan è qua Sai dietro. Montesanto? Ok. Non si vede tanto bene, forse sì. La chiesa di Montesanto? No, quella lì sì, è la chiesa di Montesanto. Dietro hai Locqua, Ok. ok? E tu praticamente vai nell'altra vallata che è l'altopiano della Bainsizza. Ok. Ok. E tu anche sei salito sulla Bainsizza? Sì, sono salito, Sì. sono salito per rientrare poi direzione Locqua. Ah, che figata, bellissimo. Di qua più a strapiombo sull'Isonzo
e dietro di noi più morbido, con colline e terrazzamenti, con le viti. Figo, bellissima giornata oggi. Ripartiamo, ultimi chilometri per la vetta, saliamo di qua. Più o meno, più o Sì, meno. più o meno. Più o meno che So più. che tu sei preciso. Che figata! Questo è il versante dall'altra parte. Comunque tutta 8-9%. Benissimo come asfalto. Ovviamente a parte un po' di foglie in questa stagione, quindi dovremo stare accorti in discesa dopo, però molto molto bella. Fra l'altro oggi c'è anche il sole, quindi neanche freddo. Di qua a sinistra si va alla casetta, sentiero solo mountain bike per la cima. Noi andiamo dritti, ci vestiamo, discesa e puntiamo verso casa. Cappello Corrada. Ah! Foto di rito. Siamo in cima, cioè non proprio in cima come dicevo prima, però noi da qua cominciamo a rientrare. Cartello Corrada e momento foto di rito. Questa è la mia configurazione attuale per la Ethos. I più attenti avranno notato le nuove ruote Roval Alpinist, ma già che c'ero sul 50-34 Shimano Ultegra ho montato cassetta posteriore 11-32. Se deve essere una bici da salita, ruote da salita e rapporti da salita. Queste sono le Alpinist, diciamo livello umano, non le top che in più hanno il mozzo sagomato per migliorare l'aerodinamica, ma queste sono più che sufficienti per me. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, se vi piacciono. Esteticamente secondo me così è veramente una figata. Probabilmente per l'inverno vero cambierò gli pneumatici che non avranno la banda nera e forse ci sarà anche un altro upgrade. Qua c'è un Sergio selvatico che scala la collina. Secondo me comunque esteticamente è veramente fighissimo così.
Buono, scendiamo e direzione casa. Fuori strada. Via. Bene, bene, mi piace che fate foto. Grande Sergio. Grande Sergio. Meritava fare una pausa dalla discesa perché spettacolare. Spettacolare. Vai Claudio. Later. Pausa per togliere l'antivento e iniziamo a rientrare verso l'Italia. Rientreremo zona mossa. Nelle prossime uscite sarò attrezzato anche per riprendere le discese quando mi metto la mantellina, quindi non vi perderete questi pezzi di giro, perché veramente oggi è spettacolare come giornata. Colori brillanti dell'autunno, bellissimi. Boh, adesso cambio rapporto perché sto salendo con un rapporto imbarazzante. Qua terrazzamenti work in progress. Ma va che colori, bellissimo l'autunno, quest'anno forse ancora di più. Qui a sinistra Cerovo, salita percorsa del Giro d'Italia quest'anno. Noi rientriamo in Italia, scortiamo Claudio a Poggio e poi probabilmente rientreremo con un classico San Michele. Niente male il Corada come monte da scalare. Alla fine noi, facendo un po' di giri, abbiamo fatto per adesso 65 km, 930 di dislivello. Non male, not bad at all. Di me. Un pelin di meno. Ah, scusa. Stacca 20 cm non ti prende più. È vero, È allucinante il fatto della scia, se perdi un attimo. Scusa. Scortamento in doppia fila. Ponte sull'Isonzo. Molliamo a casa Claudio e io e Sergio rientriamo con un San Michele. Via. Grande Iron Claudio. Alla prossima. Grazie ragazzi di avermi scordato. Bene Claudio. Fatto piacere. Alla prossima. Ti assicuro alla prossima. Buon recupero e ci sentiamo la prossima settimana. Ciao ragazzi. Ciao Claudio. Ciao. Dopo 3 ore e 20 e 960 metri di dislivello
prendiamo Peteano come rientro in direzione casa. Easy, giusto per scollinare dall'altra parte senza fare strade troppo trafficate. Ci vediamo su. Io 8500, 8700. Io non so, non guardo quanti chilometri, non guardo fino a che non è finito l'anno, perché non voglio mettermi. Bene, come compagnia, i bikers. Questi sono i Lasco. Buongiorno. Boh, Sergio, 1196. Andare fino a casa del vecchio per farmi un 1200, Vi faccio vedere un po' della discesa del San Michele verso Castelvecchio, perché anche qua ci sono degli scorci con dei colori spettacolari. Sergio ci siamo salutati qui sopra Castelvecchio. Io rientro verso Ronchi, vi saluto qua, ci vediamo al prossimo video. Come sempre, se non vi siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi col tasto qua sotto, perché a me fa molto piacere e appunto siamo già un bel gruppetto. E a tal proposito lasciate un commento se volete chiedere qualcosa o appunto dire cosa ne pensate di questo giro. Fatemi sapere se siete stati sul Corada, da quale versante. Io oggi ho fatto quello che mi risulta essere il più duro, ma appunto scrivetemi pure se avete dei suggerimenti. Ci vediamo in giro